Bentornati in diretta su Unica Radio. Stamattina viene a trovarci un musicista, compositore che in tanti conoscete, Mauro Palmas. Benvenuto, è un piacere Grazie, piacere averti mio. qui fra noi. Viene stamattina a raccontarci un po' insomma, del suo percorso e a darci anche qualche suo punto di vista che ci interessa particolarmente in questo momento, ma soprattutto per presentarci il suo nuovo progetto che sta partendo sulla piattaforma Music Razer, un progetto che è ora in crowdfunding per il nuovo disco. Lo vede eh, alle prese poi con questo mondo che Un nuovo mondo. un nuovo mondo. Il Sì. progetto si intitola Palma de Sols. È partito appunto un crowdfunding che mancano 50 giorni, che sono tantissimi, che deve raggiungere 5.000 euro, è già arrivato a 1.626 euro ad oggi, quindi ottimi risultati. Che cosa è Palma de Sols, Mauro? Ma Palma del Sols è un nuovo lavoro, tra l'altro che si ispira a Palma del Sols, tra l'altro non è nient'altro che il nome catalano di Sant'Antioco, Golfo di Palmas. I catalani, i pescatori catalani che arrivavano dal mare avevano soprannominato Sant'Antioco, l'isola di Sant'Antioco, eccetera, Palma del Sols. Quindi è come sempre un lavoro legato al mare, legato al vento, legato alla natura, che segue sempre il filone musicale che io ho sempre preferito, che è il colore del maestrale. Sono tutte, diciamo, intenzioni musicali che cercano di dare dei titoli che cercano di dare appunto un significato delle intenzioni musicali che sono veramente legate alla natura, e alla nostra terra e al Mediterraneo soprattutto. Sì, è molto bello questo. Mi viene da chiederti quanto poi la tua anima è affine a questo modo di concepire la musica, di vedere la natura. Tu sei una persona che si perde spesso in mezzo alla natura, alla sua Sardegna? Beh, guarda, proprio da poco per Mare Miniere abbiamo fatto un concerto. Il pubblico per arrivare a questo concerto ha fatto circa un'ora di fuoristrada e un'ora di sentiero a piedi. La struttura tecnica è stata trasportata da 5 cavalli generosissimi Davvero? che hanno trasportato le attrezzature. C'erano delle guide tedesche, perché è anche molto bello che questi sentieri in Sardegna, abbiamo delle guide tedesche che sono gli unici che li conoscono alla perfezione, che si mettono a disposizione dei turisti per essere appunto guidati in questi sentieri. Le guide tedesche hanno detto: è la prima volta che assistiamo a un concerto in perfetto orario in Italia, perché a mezzogiorno era previsto il concerto, a mezzogiorno è iniziato. Quindi legame con la natura, insomma, cioè, più di questo, più di mettersi negli scarponi e fare dei sentieri, trasportarsi gli strumenti, costringere un quartetto d'archi e altri musicisti a arrivare in un luogo così impensabile, evidentemente ci deve essere un legame forte. Quindi porto questa testimonianza a dimostrare e a provare che tengo molto a questo legame natura-musica. Sì, sulla pagina di Music Razer, che ricordo, piattaforma musicrazer.com, Palma del Sole, il nuovo album di Mauro Palmas, troviamo un video nel quale tu presenti il progetto e nel quale in realtà in maniera molto, devo Bella, dire, sì. molto carina, racconti proprio il... Beh, racconto quello cioè, intanto chiedo il sostegno, Sì. chiedo il sostegno per questo disco perché credo che ormai sia l'unico modo per fare i dischi, cioè, che tra l'altro è anche un modo corretto, nel senso che tu ti metti in gioco da un primo momento su un progetto e chiedi a quelli che potrebbero essere i fruitori di questo progetto, gli chiedi il sostegno. Quindi se questo sostegno non arriva, forse uno è bene che pensi che magari è giusto che questo progetto non venga fatto. Se invece quelli appunto che ti sostengono ti danno una mano per esistere, allora probabilmente hai delle motivazioni in più. Io non amo molto le cose inglesi, cioè io lo chiamo raccolta fondi, non so neanche come si dice in inglese, è una parola... Crowdfunding. Ecco, quello, ma mi infastidisce perché io credo che uno dei modi più diretti per distruggere una lingua è smettere di usarla, quindi preferisco Sono usare, d'accordo, sono preferisco d'accordo. usare raccolta fondi, che mi sembra una cosa più logica.
e i riser che dovrebbero essere degli scalatori, suppongo. Sì. Ecco, chiamiamoli È una scalatori. scalata. È una scalata, ecco, vabbè, facciamo così. Diciamo che in questa scalata sei già arrivato però a un buon punto. Ma I c'è stata una risultati buona sono partenza, buoni. devo dirti la verità che io non pensavo, e poi sai, non pensavo anche di avere sostegno da persone che non conosco e che invece mi hanno dato un grande sostegno, quindi che io non conosco e loro invece conoscono me, questo mi dà una grande energia, una grande forza. Vediamo come va a finire, insomma. Sono previsti diversi premi, tra l'altro c'è anche, tu dici, c'è anche la possibilità eventualmente di concordare insieme anche delle soluzioni. Sì, Ricordo che certo. insomma, partiamo da delle donazioni di 25 euro dove con il CD Partiamo dall'acquisto proprio del disco, del disco a che il 15 CD a euro. 15 euro. No, ma dicevo, ci sono diverse offerte. Sì, tante offerte. Da 15, poi che è appunto l'acquisto del CD, 18 euro viene CD più una bustina di zafferano della Sardegna. Perché questa scelta? Ma perché giustamente Music Riser ti chiede di differenziare un po' le offerte, quindi ora sicuramente per un fruitore, chiamiamolo così, che viene non dalla Sardegna ma dalla terraferma, magari una bustina di zafferano con una ricetta di pesce può essere una cosa un po' particolare, un modo simpatico per dargli un omaggio in più. Ecco, questo. Però ci sono anche altre cose, siccome io non sono giovanissimo, ci sono delle reliquie che io ho messo a disposizione. Questo è molto interessante. Sì, e sto parlando per esempio di un 45 giri promozionale che è una rarità. Ne ho messo a disposizione 4 copie, una me la tengo e non la darò mai, di un 45 giri promozionale della Fonit Eccetera, del mio primo gruppo Suono Officina, ed è un disco chiaramente destinato a collezionisti, e così anche altri dischi, altre cose che riguardano la mia vita, la mia carriera musicale. Sì, tra l'altro anche il colore del maestrale, appunto, del quale parlavi, a 25 euro, 33 euro autografo personalizzato, 2 CD che appunto è Mare Chiuso Con Maurizio Camardi. Più il colore del maestrale. Sono tante Sì. appunto le soluzioni proposte e possibili, quindi attraverso le quali potete poi partecipare e contribuire al progetto poi che è quello che dà il nome appunto al prossimo disco, che è Palma de Sols. Ci sono ancora 50 giorni a disposizione, io lo ricordo ogni tanto perché è sempre bene ricordarlo. Sì. Quindi parliamo di raccolta fondi, parliamo di italiano, però parliamo anche di un musicista che è Mauro Palmas, che lui si definisce non giovanissimo. A me questo non piace. No, io sono giovanissimo, musicista anche all'anagrafe non tanto, molto esperto, molto importante, perché ha avuto modo di collaborare veramente con tantissimi artisti. Lo vediamo molto spesso sui palcoscenici, spesso con Elena Ledda, con la quale condividi un percorso molto importante. Da 40 anni. Sì, mi chiedo se tu hai mai pensato di lasciare la tua terra per andare via. Per andare dove? E provare magari a fare il musicista da un'altra parte. Ci hai mai pensato? Ma guarda, il bello del musicista e il privilegio del musicista che può andare da tutte le altre parti e però continuare a vivere nella propria terra. Quindi io ho questo privilegio e me lo tengo, diciamo. Adesso a fine maggio sarò in Perù per dei concerti, ma in tempo una settimana e rientro. Quindi No, dico però all'inizio, c'è stato un inizio nel quale dovevi prendere delle decisioni, dovevi credere in un progetto. Sai, non è semplice comunque guarda, fare il musicista. questa è una bella domanda. Io ti posso dire che probabilmente tutta la mia storia musicale, a partire da Suono Officina, ha avuto un senso. Cioè, mentre prima era un problema quello di essere un gruppo e un musicista che viveva in un'isola, da una parte era un problema per gli spostamenti, per i movimenti, eccetera. Dall'altra parte però il fatto di vivere in un'isola, di avere una identità così radicata, così importante e così forte come può essere l'identità della Sardegna, è quella che mi ha dato anche la possibilità di esistere e di vivere la mia vita di musicista. E allora ti devo per forza chiedere se l'insularità per te è un valore, l'hai mai visto come un problema o sempre solo come un valore? No, l'insularità è un grande valore, poi ce lo fanno vivere come un problema. Adesso
in ultimo vedremo cosa succederà con Alitalia e cosa succederà soprattutto in Sardegna con Alitalia. Poi sui discorsi della continuità territoriale, che secondo me dovrebbe essere da tutte e due le parti. Io faccio la direzione artistica di una rassegna che si chiama Mare Miniere. Il nostro grande problema è che a volte chiamare durante il periodo estivo dei gruppi di 5-6 persone vuol dire spendere anche 2.000 euro di voli interni, cioè nel senso che poi è più facile alla fine portare un musicista dall'Irlanda che portarlo da Milano. Questo è paradossale. Ed è paradossale questo. E quindi evidentemente la Sardegna sotto queste cose è danneggiata sotto tutti i punti di vista. Adesso io parlo del mio campo, quindi nel campo della musica è danneggiata in questo senso. Per quello poi anche, tornando al discorso Music Riser, quando si fanno, cioè uno non ha idea di quali siano i costi per fare un disco, per fare una produzione, perché per me vuol dire far venire dei musicisti, viaggi aerei, studi di registrazione, tecnici, cioè ci sono tante professionalità che devono essere pagate, giustamente, perché fanno il loro lavoro e il lavoro deve essere rispettato per tutti. E quindi niente, tornando anche lì a Music Riser, per un musicista, per l'insularità è un problema aggiunto, perché hai dei costi di viaggio che in altre situazioni magari non avresti. Però sei anche riuscito a, diciamo, crescere nel tuo percorso, ad affermarti. Tu mi parli appunto di una prossima tournée in Perù, ma il mondo l'hai girato tantissimo, sì, grazie alla musica. No, certo, ma infatti per quello sono un privilegiato, non lo nego, cioè quando mi chiedono, poi voglio dire, cioè, l'ho girato il mondo, ma spesse volte del mondo vedi gli alberghi, il posto dove suoni, l'aeroporto, e finisce lì, di molti. Poi vabbè, voglio dire, siccome ho una carriera pluridecennale a questo punto, evidentemente sì, ho girato molto. Come vedi oggi la musica popolare? Ne parlavo con Elena Ledda. Elena Ledda mi ha detto che è stata proprio ospite ai nostri microfoni, è stata proprio ospite su Unica Radio. Mi ha detto un tempo si andava al fiume a lavare i panni, si cantava, c'era l'esigenza di cantare. C'era diciamo una musica popolare che sopravviveva, poi hanno inventato la lavatrice. Sì, vabbè, no, però una adesso metafora. sto solo citando un piccolo sì. passo poi dell'intervista che le ho fatto, che però mi ha dato modo di riflettere tantissimo. È interessante anche approfondire con te proprio questo aspetto. Come vedi oggi in Sardegna la scena musicale? Allora, guarda, mi stai facendo una domanda complicatissima. Innanzitutto tieni conto che in Sardegna ci sono tanti etnomusicologi, credo che ogni 4 abitanti ce ne siano 2. E poi ci sono delle persone che capiscono di musica. Questo è un po' una provocazione che spero che mi perdoneranno. Però il problema è complesso, cioè voglio dire, potremmo stare a discutere un paio d'ore su che cos'è la musica popolare. Ci sono dei riferimenti, cioè sulla musica popolare è stato detto praticamente tutto. Ci sono dei libri, ci sono dei grandi etnomusicologi. Io posso parlare per quelli che hanno scritto della Sardegna, posso parlare di Diego Carpitella, posso parlare di Sasso, Sole. Cioè ci sono tante cose che sono state dette. Adesso io mi limito alla musica popolare sarda ed è stato scritto tutto. Quindi io capisco che oggi l'etnomusicologo deve inventarsi qualche cosa per darsi anche un motivo di esistere, se no se deve ripetere le cose già scritte, già dette. E per la musica è lo stesso, voglio dire, io credo di essere un musicista che viene dalla tradizione popolare e faccio composizioni su un tessuto che è di musica popolare molto esteso in base alle mie esperienze, quindi che si allarga a tutto il bacino del Mediterraneo, perché è quello che mi interessa. Però ripeto, è finito per me il momento della rielaborazione del brano popolare, no, forse volevo focalizzare meglio, perché in realtà la domanda è un po' generica. È molto generica.
Però mentre tu hai avuto modo, anche Elena, avete avuto modo di conoscere veramente i grandi della tradizione, di confrontarvi. Appunto, infatti, Oggi c'è questa, no, nel senso infatti, tra i appunto, giovani c'è no, questa appunto, esigenza. appunto, io volevo arrivare a questo. Quindi, sì. mentre i miei riferimenti sono quelli, cioè io ho dei riferimenti musicali quando compongo musica e quando lavoro sulla musica, i miei riferimenti sono quelli. Poi mi rendo conto che, per esempio, Suono Officina, il lavoro, è stato un riferimento per altri. E quindi cosa succede? Che a volte si ha il clone del clone del clone del clone, mentre invece ogni tanto sarebbe opportuno ritornare indietro, riandare a una conoscenza, a un tessuto iniziale e poi su quello crearsi una propria dimensione. Anche perché in qualche modo vanno a cambiare anche le tradizioni e Ma per allo stesso fortuna, tempo no, per fortuna. ci si deve adeguare a quello Sì, ma le che sta tradizioni è giusto che succedendo. cambino perché, voglio dire, cioè, Mutano, non dico che cambiano no, completamente, ma mutano rispetto all'andamento dei soprattutto tempi. in Sardegna le tradizioni cambiano, hanno una loro evoluzione che è giusta, assolutamente. Io dal mio punto di vista cerco ogni volta di riferirmi a delle cose che possono essere un tessuto così iniziale, se poi di questo si può parlare. Però vado il più indietro possibile per evitare appunto di trovarmi a dover ritrattare cose che poi sono lo sviluppo di tante altre cose. Ecco, questo è, cioè cerco di creare una dimensione mia partendo da un tessuto iniziale. A proposito di dimensione tua, tu suoni il liuto cantabile. Ci racconti questo strumento? Ma il liuto cantabile non è nient'altro che un mandoloncello con la quinta corda, quindi è un mandoloncello che ha l'aggiunta del mi finale acuto, appunto per questo che viene chiamato cantabile. Il discorso è che io utilizzo una tecnica che è lontana dalla tecnica dei plettri, cioè io non uso il trillo diciamo da orchestra a plettro, uso addirittura il liuto cantabile lo uso col pizzicato, quindi con la mano destra e le unghie, quindi come se ci fosse una tecnica più da chitarra classica sulla mano destra, e quindi vengono fuori delle sonorità. Il mio poi è un... Come sei arrivato a questa sintesi? Come Se sono così la arrivato? possiamo No, chiamare. è partito dal fatto che io suonavo la mandola, poi dalla mandola sono passato al mandoloncello, cioè mantenendo sempre la mandola, mandoloncello, e il liuto cantabile è un'evoluzione in più, che dava possibilità maggiori, soprattutto sui bordoni, perché col liuto cantabile puoi lavorare sul bordone di do, di sol, di re, che quindi ti permette più tonalità, più su corde vuote, per dire. E sono arrivato a uno strumento che ho fatto costruire appositamente diciamo che è uno strumento un po' questo liuto cantabile è un po' particolare, perché ha un diapaso molto particolare, perché ha delle sonorità che riguardano anche la banduria portoghese, che riguardano la cetra gallurese, corsa, quindi ha sonorità di questo genere. E sono arrivato dopo anni e anni Di ricerca, anche ricerca, di scambi. sì, soprattutto spendendo anche molti soldi, soprattutto sulle corde, per arrivare a una dosatura, a una tensione particolare delle corde. Sì, perché si spaccavano. No, perché per avere quel tipo di sonorità alla fine devi raggiungere dei risultati che sono oltre dati dal legno, dalla corda. E invece per progettarlo, insomma, hai lavorato con un liutaio? Ho lavorato Sicuramente. con Giuseppe Triolo, un liutaio che fortunatamente è piombato a Monserrato, qui in Sardegna. Ho lavorato con lui, abbiamo fatto un prototipo di questo strumento e poi abbiamo lavorato per 10 anni e siamo arrivati a questo risultato. Caspita, 10 anni di lavoro. 10 anni non 10 anni. Per affinarlo. Per affinarlo, cioè il risultato, diciamo che tra il prototipo e il liuto finale sono passati 10 anni. Appunto, il liuto cantabile sarà poi uno dei protagonisti del Beh, i miei Palma strumenti, Sol. sì, sono tutti i miei strumenti, che non sono solo quelli, non sono solo mandola, mandoloncello, liuto cantabile, ma abbiamo anche il mandoloncello fretless, cioè senza tasti, insomma tutti strumenti di questo genere, e più tanti musicisti. Ci sarà anche un organo a canne. Infatti, volevo arrivare proprio lì. Ci sarà anche un organo a canne. Assolutamente sì, quello che ho scelto sta dalle parti di Bergamo, in una chiesa che ci metteranno a
disposizione per le registrazioni. Quindi registrerete il disco, una parte questo lì. disco si registrerà un po' a Firenze, un po' a Bergamo, un po' a Cagliari, un po' a Sassari, un po' a Sant'Antioco, non lo so, un po' dappertutto. Ormai i dischi si registrano così, cioè l'idea dello studio di registrazione, tutti lì 10 giorni, 20 giorni a registrare un disco non esiste più. Oggi si lavora, per fortuna. Ed è anche questo figlio del cambiamento, quindi sì, è cambiato. Perché immagino che queste sessioni le abbia fatte tu diverse volte, Sì, con tutti insieme. Sì, assolutamente. La mia prima registrazione di un disco risale al 1972, credo, con i Scantores all'RCA a Roma. Sì? Sì, dove siamo andati tutti lì, tutti spaventati in questa stanza che aveva un'acustica impensabile perché era completamente assorbita, quindi uno entrando perdeva il senso dell'orientamento, un po' di testa che gira, e siamo messi lì a registrare questo disco che avevamo fatto in 4 giorni. C'era una condivisione diversa? Beh sì, Lo vivevate insieme? Un modo completamente diverso, sì. Sì. Adesso si lavora veramente in modo completamente più... cioè si lavora in giro, ecco. Deve avere dei buoni microfoni, delle buone attrezzature e dei bei posti dove cioè, del resto spostare un organo a canne è impensabile, lo registri dove è oppure non lo registri, insomma. Per chi si fosse collegato adesso, ricordiamo che stiamo presentando il nuovo progetto di Mauro Palmas, che è appunto Palma de Sols. Palma, però, Palmas de Sols. Beh, ma credo che il mio cognome derivi Derivi, dal sì. Golfo di Palmas, quindi non c'è niente di togliamo la S, comunque il Golfo di Palmas invece è interamente Ok. Golfo di Palmas. Ma quindi rimane così. C'è anche la città di Palmas lì nei dintorni. Palmas Armorea? No, c'è anche Palmas. Anche Palmas? Sì, nel Golfo di Palmas, sì. Ok. Il progetto è su Music Razer, www.musicrazer.com, Palma del Sols, il nuovo album di Mauro Palmas. Tu prendi tanti aerei durante l'anno? Abbastanza, sì. Che rapporto hai con l'aereo? Nel senso, quando fai un viaggio molto lungo, componi, lo usi anche per lavorare quel periodo? O dormi? No, lavorare diventa un po' complicato. Sì, prima quando avevo il computer portatile, adesso non mi porto più il computer a bordo perché devo portarmi troppi strumenti, quindi è necessario che da caricarmi anche quello, però no. Si pensa tanto, però tieni conto che io ho passato un periodo in cui avevo il terrore dell'aereo, quindi... E come l'hai vinto? L'ho vinto cercando di sapere tutto sull'aereo e ancora oggi mi chiedo come diavolo fanno a fare, però vabbè. Ma oggi non ho più paura. Non lo so se è una cosa legata all'incoscienza. No, Allora, io non lo vivo benissimo l'aereo, perché comunque è un mezzo che non posso controllare, quindi comunque mi devo c'è affidare. sempre un altro che guida. C'è l'affidamento a qualcuno, e lo dico sempre al mio istruttore di nuoto, che è un po' come fare dorso, cioè ti devi un po' fidare della lunghezza della piscina, Sì. se no sbatti. Sì. E appunto, però il musicista che vive in Sardegna soprattutto l'aereo lo deve prendere per Beh forza. sì, o lo prendi Cioè, o lo non ci prendi, sono quindi non è che c'è soluzioni. un'alternativa. Del resto non è che la nave sia una cosa più sicura, ma insomma, poi voglio dire adesso, a parte gli scherzi, l'aereo L'aereo è il mezzo più è il mezzo sicuro, più e questo sicuro lo in possiamo- assoluto in questo momento, non credo ci sia niente di più sicuro dell'aereo. Vero, ma io dico sempre a tutti quelli che hanno paura dell'aereo di farsi un giro, un attimo, su Flight Radar 24. Andate su www.flightradar24.com e guardate quanti aerei ci sono in volo in questo momento in tutto il mondo e capite che potete stare tranquilli, potete addormentarvi tranquilli sull'aereo. Oppure potete capire che c'è molto traffico, magari se qualcuno impazzisce ci sbatte contro l'altro. Però vabbè. C'è scritto Michele, che salutiamo, Michele Palma, si dice due musicologi ogni 4 abitanti rende l'idea. Ciao Michele. E gli altri due invece che capiscono di musica, Che- però la rende molto di più. Quindi, tornando al progetto di
di crowdfunding, il progetto è già composto, è già pronto. Sì, vuol dire, ma, diciamo che il progetto esiste, poi chiaramente nel momento in cui partiamo si inizierà. Oppure è possibile anche che tu possa metter mano e aggiungere qualcosa ancora? No, è già... è in piedi assolutamente, quindi vuol dire un lavoro aperto, è nella fase proprio della costruzione. Cioè il progetto è, nel momento in cui registri, nel momento in cui lo monti, poi chiaramente fai tutte le scelte e le varie, però diciamo la composizione esiste già. Esiste già. Non sei molto amico di questo banner oggi, vero? No, bene, sì, è un po'... Va fissato un po'. Qualcun altro ci ha bisticciato. No, io sono pacifista. Anzi, dopo la diretta lo voleva proprio picchiare. No, però lui è pacifista. Però capita spesso. Quindi progetto di crowdfunding, ricordo che mancano 50 giorni, quindi ci sono 50 giorni di tempo per supportare questo progetto. Palma de Sols, piattaforma Music Raiser, per adesso sono stati raccolti 1.626 euro. Sono tante le possibilità che avete a disposizione per poter partecipare alla realizzazione di questo disco, che insomma poi permetterà anche a chi acquisterà il disco di poter comparire nelle note di copertina. C'è anche questa possibilità. Beh sì, diciamo non per tutti quelli che... Cioè ci sono alcune ricompense che prevedono la coproduzione del disco e quindi... Avete pensato anche a degli house concerts, giusto? Cioè dei concerti in casa. Scusate, dei concerti in casa, sì. Rifaccio la domanda. Avete pensato anche a dei concerti in casa? Sì, giusto? sì, abbiamo pensato a dei concerti in casa, li stiamo programmando in questi giorni, credo 2 o 3 concerti in casa li faremo. Ti è già capitato di farli? Mi sembra di sì, ho fatto delle cose, no, diciamo dei concerti in casa, no, ho fatto delle presentazioni a volte in librerie, soprattutto quando abbiamo fatto il lavoro con Massimo Carlotto. Diciamo che sono molto più intimi. Sì, sono molto più intimi, sono delle cose tre, riguardano un nucleo di persone che sono veramente interessate al progetto e che vengono a sostenerti sul mento. Come stanno i giovani che suonano la musica popolare in Sardegna? Ce ne sono interessanti? Come sì, vedi la scena? Ma sì, ci sono tantissimi. Guarda, in Sardegna è pieno di bravissimi musicisti, ce ne sono veramente tanti. Quindi, hai modo di confrontarti a con volte loro, sì, di lavorare? a volte mi è capitato, voglio dire, però sai, io sono un po' solitario, quindi diciamo che il mio lavoro si svolge sempre soprattutto qui in Sardegna con un nucleo ristretto di persone. Quindi ogni tanto ci sono degli incontri anche molto favorevoli. Però, fate anche dei bei seminari a Mare Miniere, diciamo, con soprattutto i seminari che hanno un grande successo, siamo arrivati quest'anno per l'edizione che faremo a Sant'Antioco dal 26 giugno al 2 luglio con musicisti di grandissimo livello. Posso citare, a parte Elena Led e Simone Tassoro per il canto, Alessandro Foresti per il canto corale, Marcello Peghin aprirà la classe di canto. Io per la prima volta quest'anno mi dedicherò e aprirò una classe di bandola. Se qualcuno vorrà venire a soffrire potrà trovarmi a Sant'Antioco. Poi Carlo Rizzo, che è un percussionista di altissimo livello, soprattutto col tamburello, che l'anno scorso ha avuto la sua classe con grande successo, Nando Cittarella, insomma tanti, Luigi Lai, il grande Luigi Lai, Totò Chessa per l'organetto diatonico assieme a Simone Botasso, che è un altro organettista molto bravo e che assieme a lui, Simone e Niccolò Botasso gestiranno anche la classe di musica d'insieme. Non posso non farti una domanda leggendo poi il tuo percorso artistico, però che rapporto ha un musicista e un compositore di musica popolare con la musica jazz? Tu hai tra le tue collaborazioni veramente tantissimi artisti molto importanti e mi chiedo in che modo abbia lavorato con loro, diciamo sposando questi due mondi che in realtà non sono così tanto lontani. Allora, all'epoca di Suono Officina, nel 1980 credo, a Zurigo, al Festival Jazz di Zurigo, avevamo fatto un concerto che si chiamava Al confine tra Sardegna e jazz.
che poi ha dato il nome alla rassegna alla rassegna di di Sant'Anna Resi. Questo concerto era con il gruppo Suono Officina, diciamo una delle ultime, forse tra le ultime esperienze del gruppo Suono Officina, e musicisti che provenivano dal jazz, soprattutto c'era Luigi Ai come monumento nazionale del popolo sardo e della musicalità in Sardegna, e poi c'erano musicisti come Sandro Satta al sax, c'era Paolo Fresu alla tromba, c'era Riccardo Lai al contrabbasso, Ettore Fioravanti alla batteria, Danilo Terenzi. Danilo Terenzi, Sì. il grande trombonista, scomparso prematuramente. Insomma, e lì adesso qualche altro, adesso magari mi sfugge il nome, lì avevamo fatto un concerto che si chiamava Al confine tra Sardegna e il jazz, dove praticamente la cultura popolare anche contaminata si mischiava con musicisti prevalentemente. Erano tra le prime volte in cui si facevano questo tipo di lavori in Sardegna, dico. Beh, intanto l'abbiamo fatta a Zurigo, non in Sardegna. Però riguardava la Sardegna. Sì, Sardegna. sì, erano le prime volte, poi sai, ce ne sono tante altre, alcune con grande successo, altre insomma meglio, cioè esperimenti di questo genere, perché poi alla fin fine succedeva che arrivavano musicisti che si confrontavano con la cultura popolare senza magari, io credo, non lo so, una delle mie teorie musicali è che prima di rompere una cosa magari è bene conoscerla, cioè la conosci e poi vedi un po' anche come romperla, più che romperla come sezionarla, come smontarla, eccetera. Invece lì arrivavano questi che rompevano. E chiudo qui, cioè rompevano però non rompevano solo la musica, diventavano, quindi cioè, alcuni esperimenti, devo dire, non sono stati interessanti, mentre altri sì. Mi ricordo, guarda, una critica che era venuta fuori proprio al Festival Confine tra Sardegna e Jazz, che dice qualche giornalista aveva detto sembrava ci fossero 3 giradischi con 2 dischi diversi che suonavano insieme. Quindi un casino fondamentalmente sì, era venuto fuori. Tra l'altro neanche in inglese il caso, cioè proprio in italiano. Ok. Però quanto poi ti sei portato, diciamo, cioè io dico, hai suonato con Don Cherry, con Lester Bowie, musicisti che veramente troviamo nelle antologie. Sì, però con Don Cherry e con Lester Bowie abbiamo suonato su dei progetti, su delle cose, quindi con delle prove. Con avete delle avuto idee. degli scambi importanti. Quanto questo poi ti hanno restituito nel tuo percorso di ricerca? Questo che mi interessa. Cioè, lavorare tantissimo, immagino. Assolutamente. Con Lester avevamo fatto anche questa tournée in Australia, cioè voglio dire, suonare con musicisti di quel livello, tanto ti inchini alla loro immensa esperienza musicale, bravura, eccetera. Quindi per me è stato fondamentale, cioè sono dei riferimenti ben precisi. E tra l'altro sono musicisti che si sono umilmente, no? Si sono messi anche a disposizione di una musica che non è la loro. Quindi come la percepivano la nostra musica? Non essendo nati qui, arrivando qui e diciamo ponendosi di fronte poi a una tradizione così importante. Guarda, io mi ricordo le prove con Don Cherry, che ogni volta che suonava questa cosa poi diceva bellissimo, bellissimo, sì, e si ritirava un attimo in disparte e poi ritornava. Davvero? Sì, Don Cherry era veramente estasiato da questo tipo di sonorità. E Lester Bowie invece? Beh, Lester Bowie è un pochettino più freddo, lui era il camice bianco, dottore della musica, quindi diciamo analitico, però sempre molto, molto soddisfatto dei progetti. Mi fermo solo a questi 2 nomi perché in realtà se dovessi veramente parlare di tutti i nomi che poi fanno parte del percorso artistico di Mauro, non ci basterebbe qualche ora. Qui c'è anche la sua manager, tra l'altro, però non so se possiamo svelare il suo nome. No, non si può, però abbiamo la sua manager oggi che è venuta ad accompagnarlo, quindi insomma, volgendo poi al termine di questa interessante intervista, io innanzitutto ti ringrazio per essere venuto da noi a parlare. Ci metteremo in allegato a questo video tutti i link di riferimento che portano poi al crowdfunding, quindi per aiutare e contribuire alla causa di Mauro Palma su Music Racer, che appunto è il progetto Mauro Palmas Palma The Souls, nuovo album in uscita.
diciamo in questo modo, deve raggiungere... Più che in uscita, in entrata. In entrata. E poi dopo in uscita. Deve raggiungere l'obiettivo di 5.000 euro, mancano 50 giorni, quindi ancora tanto. 50 giorni, siamo a luglio, più o meno. No, il 25 giugno. 25 giugno cade c'è scritto, perché Sì, da non lo qualche sono parte c'è perso. scritto, sì. Ah sì, scade il 25 giugno alle 13.01, quindi fino alle 13.01 del 25 giugno avete tempo per contribuire, siamo già a 1.626 euro come ho detto, speriamo che appunto anche attraverso questo video si riesca a crescere nell'immediato. Sono tante le proposte che vi vengono appunto offerte, quindi potete scegliere diverse cose, tra le quali appunto degli LP ai quali tu stai rinunciando. Sì, cioè, sono delle poche copie che metto a disposizione, a parte quelle archivio che rimarranno sempre nell'archivio, sono le ultime copie, quindi dopo quello ce ne saranno altre, ecco. C'è anche un bel teaser che accompagna, scusate, c'è anche un bel video di presentazione che accompagna questo progetto, cavolo. Che bello video, no? Mi sta facendo, oggi Mauro mi sta facendo riflettere tantissimo su quanto in realtà oggi la lingua italiana sia veramente inquinata e contaminata dagli inglesismi. Scusami, c'era Pasolini che sposava la tua causa, no, ma voglio dire... e diceva: io sono triste perché l'italiano è stato imposto come lingua che sta facendo pian piano morire le varie realtà particolari. E diceva: la cosa che mi dispiace è che la parola in comune tra me e un sardo negli anni 50, anni 60, era la parola frigorifero. Diceva, quindi le parole tecnologiche ci accomunano, ma in realtà siamo molto diversi culturalmente. Sì, ma tu spiegami che differenza c'è a Villaciro tra prove del suono e soundcheck? No? Molto meglio prove del suono. Cioè, voglio dire, perché io vado a Villaciro e vedo... Che differenza c'è a Villaciro tra prove del suono e soundcheck? Questo è bellissimo. Sì, no, è così, cioè, è molto meglio prove del suono. Oppure location, cioè in quale location... Cioè, in quale luogo? Cioè, vabbè, no. No, la cosa è che nel mio mestiere mi trovo molto spesso persone che parlano per sigle. Allora devi tradurre tutte queste sigle, poi per dirti che devi andare nello stage, cioè nel pub, a fare i soundcheck, le prove del suono, cioè, va bene. Ma il tuo strumento ha le strings o le corde? No, il mio solo corde. Solo corde, no strings. Grazie per essere venuto oggi a trovarci. Ricordo che mettiamo tutti i dati, non so, questa volta ogni tanto Facebook sposta i testi, o sopra o sotto il video, quindi o qua sopra o qua sotto trovate sicuramente tutti i dati. Sì, legati. Ma Facebook come lo scrivi tu? Faccia libro, scusate. Faccia libro. No, ecco, questo Facebook è l'eccezione, perché lo puoi scrivere proprio Facebook con la SG. Ok, comunque su Faccia Libro o su Facebook troverete tutti i dati legati al progetto di crowdfunding. Ve lo dico per l'ultima volta: www.musicraiser.com. Mauro Palmas, Palma the Souls, progetto in entrata. In entrata e poi in uscita. Grazie Mauro. Grazie a te. E grazie a tutti quelli che sono rimasti con noi fino a questo momento. Ciao. Grazie.